Il Veneto si fa un'altra settimana in fascia arancione, dopo un anno in cui l'economia soffoca, gli indennizi latitano, le vetrine si spengono e crollano le assunzioni. Una questione che viene sollevata anche dalla senatrice vicentina Daniela Sbrollini che, in pieno terremoto politico, dopo la crisi di governo, con Italia Viva vuole rilanciare temi concreti come l'occupazione di giovani e donne, che oggi più che mai rischiano di essere energie preziose emarginate da un mondo produttivo al collasso. Ha già pagato troppo anche l'occupazione giovanile, abbiamo già perso 662.000 posti di lavoro dall'inizio della crisi pandemica e quando finirà il blocco dei licenziamenti da marzo noi purtroppo avremo tante persone senza più aiuti e quindi dobbiamo fare presto. Fare presto, l'occupazione è una delle tante sfide con cui il Premier Conte dovrà fare i conti. Insomma, al governo non basta ottenere la fiducia in Parlamento con una maggioranza relativa. Per risolvere i problemi concreti servirà solidità, forza, compattezza. La vera prova sarà dare risposte al Paese. Quelle, oggi più che mai, sono gli unici numeri che contano.